Letture per il venerdì santo dai quattro Vangeli di Matteo, Marco, Luca e Giovanni a cura del Circolo Filologico Milanese 1995. Dal Vangelo secondo Matteo leggiamo il capitolo 27 dal versetto 1 al versetto 26. Dal Vangelo secondo San Matteo. Venuta mattina, tutti i gran sacerdoti e gli anziani del popolo hanno tenuto consigli contro Gesù per far morire. Poi hanno messo i cadeni, l'hanno menato del governatore Pilato e che l'hanno consegnato. Allora Giuda, il traditore, in del vedere che Gesù era stato condannato, e se pentì, la portò in drei 30 monete d'argento ai gran sacerdoti e agli anziani, e l'ha detto: mio peccato, perché ho tradito anche innocente. Ma loro ha risposto: cosa che entro noi? Ranges. Lui la buttò in monete d'argento in del tempi, e se slontanò e le andò a impiccarsi. Ma i gran sacerdoti catasuchi danè han detto: le minga lecite metti in del tesoro, perché le pressi de sangue. E tenu consigli han comprato per seppellire i forestieri e il camp de quel che fabbricava i vas. Per questo quel camp le sta chiamato camp de sangue fino al dì d'inché. Allora si adempì quanto l'aveva detto il profeta Geremia, e anciapà 30 denari d'argento e il prezzo del vendu che i figli di Israele avevano mercantato, e gli han spendu per il camp di quel che fa i vas, come n'aveva ordinato il Signore. Gesù intanto le comparse dinanzi al governatore che l'ha interrogato: te sei ti il re di Giudea? Gesù la risposta: titel diset. E intanto che l'accusavano i gran sacerdoti e gli anziani, lui rispondeva niente. Allora Pilato gli ha detto: te sente no tu quel che dice in contra di te? Ma Gesù gli ha risposto neanche una parola, con gran meraviglia del governatore. E il governatore de solito per ogni festa di Pasqua e che liberava al popolo un prigioniero che doveva incernire loro. Aveva in quel tempo un prigioniero famoso, chiamato Barabba. Intanto dunque che si trovavano tutti insieme, Pilato gli ha domandato loro: chi è che vuoi che vi liberi? Barabba o Gesù chiamato il Cristo? E sapeva ben del fatto che gliel'aveva inconsegnato per invidia. Intanto che lui stava in tribunale, la sua mie l'ha mandato di: cerca d'aver niente da fare con quell'uomo giusto, perché in che sono stata messa sossura in del sogno per causa sua. Ma i gran sacerdoti e gli anziani hanno persuaso la gente a pretendere il Barabba e a far morire Gesù. Allora il governatore la domanda: qual di due vuoi che vi liberi? E quei: Barabba. E Pilato gli ha detto: se farò dunque di Gesù chiamare il Cristo? Tutti hanno risposto: che sia crocifisso. E lui l'ha detto a mo: ma che mal la fa? Loro hanno sbragiato un'altra volta: che sia crocifisso. Pilato, dal momento che lo tenevano a got, anziché il giubileo cresceva sempre di più, la ciapà dell'acqua e se la va in man dinanzi a tutti. Mi sono mica responsabile, l'ha detto, de stu sangue, rangeves. E tutto il popolo l'ha risposto: e so sangue che torna pur sura de nun e sura i nostri figli. Allora
e liberà il Barabba, e dopo d'aver fa svargelare Gesù, la consegnai ai soldati perché il fus crocifisso.